Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi parliamo di cultura, anche quest'oggi, pur essendo martedì, nel senso che nella seconda parte sarà con noi il collega Davide Ludovisi, che ha realizzato un documentario sul Triceratopo John. Sapete che c'è stato questo scheletro che era stato esposto un po' di tempo fa in piazza Unità, poi dopo questo scheletro è stato, credo, venduto all'asta, poi ci racconterà lui che ne è stato. Nella prima parte siamo invece in compagnia di Isabella Russinova, che è tornata a trovarci per parlarci di un libro che si chiama Non svegliate Baba Roga. Allora io mi ricordo, tanto grazie per essere tornata grazie a voi, da noi. grazie dell'invito. Io mi ricordo Baba Yaga, che era addirittura il titolo, se non mi sbaglio, di un fumetto di Valentina, se non mi spiace. Baba Roga significa intanto che cosa? Allora, Baba Roga è il genio del male. Okay. Secondo le popolazioni dell'est è il genio del male che, risvegliandosi, risveglia l'odio e inonda l'umanità di male. E questa nube maligna, diffondendosi tra l'umanità, fa impazzire l'uomo e nascono le guerre, inizia appunto per l'uomo un momento di buio, e Non svegliate Baba Roga è appunto non mettete in condizione questo genio del male di risvegliarsi, perché veramente ogni volta quando si sveglia trascina l'umanità in qualcosa di terribile, di distruttivo. Purtroppo Baba Roga è quasi sempre sveglio. Sì, infatti non va mai a dormire. Più o meno, e infatti adesso ci sono, in questo momento storico, più di 59 teatri di guerra aperti, oltre tutte le rivoluzioni, le tensioni, però diciamo in questo caso specifico del mio racconto, Non svegliate Baba Roga è un viaggio nell'Europa degli anni 90, quando è scoppiata la guerra nella ex Jugoslavia, e che è stata un momento devastante. Forse molto di più di quanto, come dire, c'è un'onda lunga di quelle vicende, no? Sì. Non si sono concluse mai, certamente. Tuttora è ancora, diciamo, un capitolo non chiuso del tutto. Io ho letto ieri, c'era una bellissima intervista sul Corriere della Sera con Djokovic, il tennista, e raccontava appunto della sua infanzia, insomma, nella Serbia bombardata, eccetera, e devo dire la verità, sembravano racconti della seconda guerra mondiale per certi aspetti, anche perché quello è il periodo che noi siamo stati abituati a codificare anche storicamente, e invece, se ci si pensa, sono racconti di fatti accaduti 30 anni fa. Di purtroppo normale follia. E quindi dicevo, ecco che il monito che scaturisce appunto da questo racconto è Non svegliate Baba Roga. Il libro è stato, diciamo, stava uscendo proprio nei mesi in cui è scoppiata purtroppo la guerra in Ucraina, ed è stato proprio quella sensazione di malessere che comunque un po' tutti noi sentivamo, no? I mesi precedenti, stavamo uscendo da quei 2 anni di Covid, c'era come una sensazione di disagio continuo che preludeva proprio questo
momento terribile che è stata l'invasione appunto russa in Ucraina e che ancora adesso non trova, diciamo, soluzione, anzi quegli episodi terribili che vengono raccontati anche in Non svegliate Barbaroga, che è un romanzo storico, quindi si avvale di notizie, fatti e naturalmente veri e documentati, e i personaggi diciamo sono il pretesto per poterli raccontare, sono il riassunto, Mila e Anna, le due protagoniste, del femminile raccontato e urlato da tutte le donne che hanno vissuto quel momento e che continuano a vivere quei momenti da sempre, perché sappiamo che comunque la figura della donna, il femminile, è comunque uno dei, diciamo, dei bersagli più sensibili sì. e più fragili negli scenari, diciamo, e poi come la questo. donna poi deve farsi carico di tutto in quei momenti. Esattamente, cioè piange i suoi morti, cura i suoi feriti, aspetta i suoi cari e nello stesso tempo, sempre di più, diventa comunque anche pedina attiva nella scacchiera. In questa guerra in particolare la donna poi ha dovuto anche essere la vittima, una delle vittime principali, perché è anche il dramma dello stupro etnico che l'ha vista purtroppo protagonista. E quelli sono stati, scusa, anche i primi stupri etnici ad essere raccontati. I primi stupri etnici. Cioè noi non eravamo abituati all'epoca a questo tipo di realtà, a questo tipo di dramma assolutamente spaventoso, quindi era la prima volta dramma che c'è sempre stato, ma veniva raccontato. Sì. Veniva raccontato, sì. Ma diciamo sì, quella guerra è stata davvero un appuntamento vergognoso della storia, assolutamente, anche perché si svolgeva in Europa, in un momento storico molto delicato, perché praticamente poco tempo dopo la caduta del muro. Sì, sì. No? È in fondo la continuazione della seconda guerra, in realtà, cose che non si sono mai e si continuano ancora a dimenticare, insomma, diciamo, sì. Sì, sono ancora scenari anche perché caldi. Nessuno fa bella figura. No, e quindi purtroppo. Nessuno fa bella figura mai in questo. Mai, esatto. Però ecco, insomma, questo è Non svegliate Barbaroga. Quanto nel libro, quanto c'è della tua esperienza di attrice, ma di attrice molto attenta alle storie vere? Tu da parecchio tempo, insomma, porti in scena anche insomma, quello che è teatro civile, insomma, poi possiamo anche metterci d'accordo sul termine, però quello è. Deve a questa tua esperienza oppure è qualche cosa di completamente diverso? No, è, diciamo, è parte di questa mia urgenza che si realizza poi attraverso narrazioni come questo, attraverso la letteratura oppure attraverso il teatro, attraverso il cinema. Anche attraverso il disegno, perché come sai è anche un aspetto, sì, diciamo, della mia... Ma quindi sì, assolutamente, anzi questa storia è nata come idea di racconto proprio nel tempo in cui scoppiò la guerra, negli anni 90. Io avevo... scritto questa storia perché volevo farne un instant movie
E stavo cercando e ho cercato con molta passione una produzione allora perché lo realizzasse, ma era molto distratta l'attenzione rispetto a questo tema a quel tempo. È stata, diciamo, presa un po' come qualcosa che accadeva e non era poi non così tanto interessante. Sì, sì. Perché c'erano temi diversi che colpivano forse in maniera più diretta, diciamo, l'Italia, per esempio, allora sì. Beh, c'era Tangentopoli ancora. C'era Tangentopoli ancora molto. Le stragi di mafia di Falcone e Esattamente, Borsellino, cioè gli anni erano quelli. E quindi questo, Sì. questo argomento veniva considerato, diciamo, marginale. Gli sbarchi degli Sì. albanesi, Sì. insomma c'erano altre priorità, diciamo, da raccontare, e quindi non ha avuto, diciamo, fortuna quella mia quell'energia spesa per poter realizzare questa cosa, ma io comunque ho continuato a conservare, a ritagliare, a arricchire notizie, interviste e approfondimenti riguardo naturalmente questa storia, ed è stato un bene perché ora questo romanzo è un romanzo storico, non è un instant movie, quindi può anche essere visto da un'angolazione ancora più precisa. C'è spazio anche per l'elemento, diciamo, virgolette, magico, oppure Babaroga rimane proprio come un riferimento, come posso dire, non c'è un personaggio, ecco, insomma. Non so no, lo è. Babaroga c'è anche questo aspetto. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Sì, c'è questo aspetto magico che è proprio anche un filo importante del racconto, perché le due protagoniste, che sono poi due amiche della comunità italiana, sono tutte e due figlie diciamo di quell'altro momento storico molto preciso dell'esodo, che comunque è ancora una pagina aperta e dolorosa, e sai, di cui comunque io mi interesso, e tra l'altro proprio faccio una piccola parentesi rispetto a questo argomento. Proprio oggi, poco fa, si è stipulata un accordo molto interessante che ha come protagonista il documentario che sono venuta a presentare da voi, sì, I volti della memoria, che vede l'inserimento del documentario in questo Expo S, che è un museo multimediale che racconta la storia dell'Esodo. Ed è un'idea del Circolo Istria, quindi l'Associazione delle Comunità Istriane e Circolo Istria insieme hanno diciamo, inserito nel museo multimediale questo documentario che racconta l'Esodo e quel momento preciso. Quindi ecco, ritornando invece alla domanda, questo racconto, che in questo caso ha come protagonista la guerra nell'ex Jugoslavia vista al femminile, è la continuazione in fondo di quello che è stato, quindi diciamo si inizia da lì e si prosegue raccontando quest'altro episodio, e purtroppo noi nella nostra attualità ci racconta un altro capitolo della stessa storia, in fondo, che è la guerra in Ucraina usciamo un attimo, poi dopo riprendiamo il discorso. Per un attore è più facile scrivere? Cioè uno immagina che l'attore frequenti, diciamo così, anche la letteratura, deve farlo per aggiornarsi, ma il momento tu sei da questo punto di vista anche multitasking, per cui la risposta è semplice, però allora riformulo la domanda.
Qual è stato per te la maggiore difficoltà nello scrivere, posto che per la tua carriera, per i tuoi interessi non è stato difficile, immagino, però immagino anche che qualche scoglio ci sia comunque sempre stato. Beh, allora, sicuramente, diciamo, allora, l'attore ha comunque la capacità della visione. Sì, sì. L'attore deve comunque leggere, perché soprattutto diciamo in teatro l'attore che solca il palcoscenico è continuamente alle prese con i testi di diversi autori. Molte volte l'autore è l'attore stesso che propone un testo, o è l'attore stesso che si innamora di un testo, ma è un continuo leggere, informarsi. E naturalmente ogni volta quando leggi un testo lo immagini, lo vedi, lo vivi e ti vedi naturalmente inserito nella storia, quindi c'è un transfer fra personaggio e testo e personaggio del libro. Io devo dire che ho sempre molto amato scrivere. Per me la scrittura è sempre stata, diciamo, un elemento importante proprio del mio esistere. Scrivo poesie, ho un mio diario dove scrivo, appunto, ma l'ho sempre fatto. Ti posso dire sicuramente che all'inizio, siccome ho un grande rispetto per la letteratura, per la scrittura, uno ha anche un po' di pudore, no? Sì, è quello che mi stavi chiedendo, sì. No? Il pudore di scrivere, il pudore di far leggere quello che scrivi, e quindi c'è anche una reticenza ecco, diciamo, per quanto mi riguarda, io ho cominciato a scrivere, cioè, o meglio, ho cominciato a far leggere le mie storie per ragazzi, ed è stato proprio quando ho cominciato a raccontare e a scrivere le storie inventate per i miei figli. E da lì ho proposto i miei primi racconti per ragazzi, e ho capito che quei racconti avevano suscitato interesse e soprattutto emozione. Sì, e quindi questa cosa ha, come dire, sbloccato questo pudore, diciamo. Il pudore, già che ci siamo, io 2 mesi fa ho intervistato Elena Sofia Ricci, la quale, parlando poi di ruoli eccetera, disse: ma io vorrei fare, si chiama un tram che si chiama Desiderio, però dice, di fronte a quel film io mi fermo perché è un film perfetto e non me la sento. È stata anche molto come dire, sincera, per dire, perché non me la sento di toccare. È un atteggiamento giusto, perché poi dopo ci ho pensato, effettivamente, se ognuno di voi assume questo atteggiamento, allora certe cose diventano assolutamente intoccabili. Guarda, io conosco Elena molto bene, abbiamo lavorato insieme, siamo amiche e so quanto è preziosa come persona. Tra l'altro adesso si è spesa anche come regista. Io ero a Firenze in scena alla Pergola con il mio Ionesco, e lei era subito dopo in scena con la sua Fedra, che ha fatto come regista. Quindi sicuramente anche quello è un passaggio altro, no? Un'attrice che si misura alla regia dovendo dirigere un'altra attrice.
E mi ricordo che proprio parlando con lei un tempo diceva però la regia no, non credo io, perché però l'ha fatto, Però l'ha fatto, sì. Ha fatto questo. Quindi probabilmente sono pudori appunto insicurezza che viene dalla ricerca di perfezione. Sì, questo è palese che esatto, no? il discorso era questo. Esatto, quindi lei adesso probabilmente ha questi pudori, ha queste sue, magari tra qualche anno si sentirà pronta no? Avrà un altro atteggiamento, ma credo che questo sia comunque un atteggiamento bello, onorevole e giusto, cioè quello di avere grande rispetto per quello che tu vai a fare, che poi diventerà comunque una tua esposizione, una tua proposta. E un attore, uno scrittore, un artista in genere ha sempre molto rispetto, no? Per quello che... Ma per esempio, poi dopo ti chiedo ancora una cosa, una mia curiosità, insomma. Ma questa è una cosa che mi è sembrata strana, perché una volta leggevo un'intervista con Mariangela Melato, la quale proprio a Trieste aveva girato per la televisione la fiction Rebecca e aveva confessato di non aver mai visto il film e quindi di aver interpretato il personaggio della governante, che è uno dei personaggi più strepitosi della storia del cinema, perché per tutta una serie di ragioni, adesso non sto a dirle, e io ho detto, ma mi sembra strano che un'attrice o un attore non vedano determinati film. Non credo francamente, perché la Melato non aveva bisogno di queste cose, però poteva essere una posa oppure effettivamente... Io so che Mastroianni diceva io al cinema non ci vado mai, ma secondo me ci andava e non lo raccontava. No, io credo che probabilmente, non lo so, questo poi... Sì, poi dopo... sì, però... sai, ognuno poi ha la propria strada per arrivare ad interpretare quel personaggio, e quindi è una questione di sensibilità. Sicuramente un'attrice così particolare come la Melato, così originale come la Melato, non aveva bisogno. Non aveva bisogno, certo sì. Perché era lei. Sì, no, difatti. Infatti ha dato la sua sì, dipende, insomma, ognuno ha i suoi metodi per arrivare comunque a meta. Poi dopo, se le cose funzionano, non si va nemmeno a sindacare. Assolutamente. No, volevo chiederti una cosa invece, perché io non avevo fatto mai mente locale a quella che fu la tua prima esperienza in televisione e che fu Disco Ring, dove tu lavorasti assieme a un grande della televisione del quale ci si incomincia a scordare, e credo sia sempre abbastanza un problema, cioè Boncompagni. Allora, la mia edizione non aveva lui come... Ah, non c'era già più lui? No, okay. c'era infatti era a colori, lui me lo ricordo a bianco e nero. No. Ho capito. Quindi io poi, quella è stata, diciamo, è stato il mio debutto, sì. però ho conosciuto molto bene Boncompagni, insomma, è sia lui che, insomma, Arbore, e sono comunque, come dire, veramente i padri della televisione, cioè i padri di quella televisione anche molto leggera, cioè che riusciva non a non prendersi sul serio, perché sennò sarebbe, se posso usare un brutto termine, sarebbe scazzo e la gente capirebbe. Cioè era una televisione fatta con una grande serietà, che riusciva a dare
come dire, un'idea di leggerezza, di disimpegno, che quella però è frutto di grande serietà, esattamente, ma è un po' questa diciamo, il segreto in generale, credo, che un po' si è dimenticato adesso ultimamente, che direi soltanto proprio. attraverso una grande competenza, una grande serietà, riesci come dire, a colpire l'attenzione del pubblico o a colpire l'attenzione del target al quale tu vuoi arrivare. Sì. Adesso per esempio mi viene in mente Gaber con il teatro canzone, che è le sue performance, i suoi spettacoli sono storia, sono oggetto di culto e di studio, eppure quando tu li segui sono insomma, leggeri, soavi, ma quello che dice, come lo dice, ti colpisce. Sono veramente frecce che arrivano, diciamo, al centro preciso, no, quindi ecco, credo che in tutte le espressioni dell'arte la partenza deve essere grande competenza e naturalmente deve essere comunque una competenza frutto di un genio, perché l'artista deve comunque avere quel dono che gli permetterà di affrontare e di porgere poi la propria arte da artista. Torniamo a Non svegliate Babaroga, rimane fermo qui oppure... Allora, Babaroga sta diciamo già da un po' di tempo. Rimane fermo qui, intendo, rimane come progetto solo di libro? Ecco, sì, no, è un progetto che si sta muovendosi attraverso molte presentazioni, molte volte corredato anche dai miei disegni, perché che sono, diciamo, la narrazione visiva, una specie di storyboard, diciamo, della storia e dei personaggi così come io li ho immaginati. Non ti nascondo che quel primo progetto rimane sempre diciamo, aperto e proponibile. Come sai, insomma, la realizzazione di un film diciamo, ha altri problemi che devono essere affrontati e risolti, che sono appunto quelli della collocazione, del budget, eccetera, eccetera. Però sicuramente intanto c'è una storia che per chi la legge comunque vive come una narrazione visiva. Ognuno avrà e costruirà il proprio film attraverso le storie di Mila e Anna, le due protagoniste di Non svegliate Babaroga. E quindi poi magari un giorno si potrà dire e dibattere su come il libro è stato trasportato perché è un altro di quelle, no? Là poi si scatena l'inferno, effettivamente. Esatto. Ma potrebbe arrivare tipo a teatro? Potrebbe essere anche... Potrebbe, ma sai, poi potrebbe essere anche questo, perché comunque, diciamo, la narrazione può, attraverso anche altri linguaggi, può comunque essere interessante, perché comunque racconta no, un momento molto forte attraverso testimonianze appunto di storie di donne. Grazie a Isabel Lussinova per essere stata con noi, è sempre un piacere. Ricordatevi appunto il libro Non svegliate Babaroga. Noi andiamo in pubblicità e cambiamo argomento. Neanche tanto, per dire la verità, perché parliamo sempre di cultura.
senza tappi. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Davide Ludovisi che assieme a Dorino Minigutti ha realizzato il documentario che si intitola Big John e che è stato presentato 10 giorni fa a Trieste, no? Se non mi sbaglio, e che domani sarà a Cinema Zero a Pordenone e il 18 al Visionario di Udine. Non è la tua prima... Allora, Davide Ludovisi ci conosciamo da abbastanza tempo, sarà un parecchio tempo. Non è la tua prima esperienza di documentarista, no? No, ho realizzato altri 2 brevi documentari sulla rotta balcanica. Uno ha vinto anche un premio allo Jaroina Film Festival e entrambi sono stati acquisiti dalla RAI. E appunto abbiamo lavorato poi invece a questo che è un film, una produzione. Rimane un documentario? Sì, è un documentario, però è un lungometraggio, diciamo. Sì, una coproduzione italo-belga ed è insomma, un'esperienza un po' più grossa. Insomma. E Big John si riferisce si pronuncia triceratopo o triceratopo? Triceratopo, sì. Triceratopo, che era stato adesso io vado un po' per il cui scheletro, insomma, era stato esibito, se non mi sbaglio, 2 anni fa in Piazza Unità. Esatto, sì, c'è stato insomma, questo grande evento dove l'hanno, ovviamente spoiler, ma insomma, l'hanno effettivamente montato, l'hanno esposto in Piazza Unità e poi è stato venduto a Parigi all'asta. C'è lo spoiler perché in realtà sì, è un documentario su un dinosauro, ma in realtà è un documentario sul lavoro e sui vari problemi che poi un'impresa del genere, no, deve affrontare per essere in tempo per montarlo e per vendere un'asta milionaria. Che cosa ti è interessato di più della cosa? Perché la cosa magari potrebbe dire, vabbè, finisce là, viene esibito in Piazza Unità, poi si sa che viene venduto all'asta e uno dice, vabbè, chiuso. Che cosa ti ha spinto proprio a raccontare la storia? Il dietro le quinte, perché in realtà è un mondo pochissimo raccontato, anzi per nulla raccontato, di una piccola realtà composta all'epoca di 7 persone, adesso sarà in 10 insomma, triestina, quindi una piccola realtà in una piccola città alle prese con qualcosa di enorme fisicamente, economicamente, in una grande città, quindi c'è il contrasto, diciamo, tra appunto Davide e Golia, no? Cioè tra la preparazione di qualcosa di enorme, qualcosa di, uno direbbe quasi effimero, perché in realtà appunto ricostruire un triceratopo, cioè non è come costruire un'automobile. Sì, uno dice, vabbè, sì. Ha tutta una serie di, ovviamente, fa scattare molte emozioni, no? Il fatto di preparare un triceratopo, che poi uno vede Jurassic Park, si immagina, no, col pennellino, uno spennella, e no, c'è un lavoro enorme con 1000 cose che possono andare storte e in un anno di tempo, tra l'altro Piazza Unità non era neanche prevista inizialmente, quindi ovviamente noi speriamo che qualcosa andasse storto, qualcosa è pure andato storto, però è interessante il racconto, tra l'altro appunto di un mondo. Noi ci immaginiamo i dinosauri nei musei, ma c'è tutto un mondo di investimenti, perché in realtà noi siamo anche abituati a concepire l'arte o l'archeologia non solo nei musei, ma anche nelle collezioni private. E in questo caso si sta parlando di un bestione di 9 metri, il più grande triceratopo mai scoperto al mondo, poi si è rivelato essere. E quindi c'entra anche la scienza, perché ovviamente è stata fatta una scoperta importante, insomma, che è pubblicata su una rivista collegata a Nature, ma poi in realtà appunto è il racconto umano di queste persone in corsa contro il tempo, ed è questo che mi piaceva raccontare, ci piaceva raccontare. Toglimi una curiosità, come si procede con un, o quantomeno, come avete proceduto voi con un documentario? Nel senso, è un work in progress, cioè nel momento stesso in cui si va avanti, si acquisiscono anche delle cose che poi anche magari in qualche modo modificano l'impianto originale. Come funziona da questo punto di vista? Allora,
sembra forse strano per i lavori, ma i documentari si scrivono. Cioè, questo l'avevo in qualche modo... Esiste, diciamo, ovviamente non è come i film, cioè la sceneggiatura tu inventi fondamentalmente una storia, ci sono i personaggi che recitano, eccetera, però ogni documentario poi è diverso, nel senso che questo è un documentario in qualche modo cronologico, cioè si segue una vicenda da A a Z. Ci sono tantissimi imprevisti perché ovviamente si racconta la realtà, però in qualche modo c'è uno scheletro, c'è una costruzione narrativa e quindi come tutte le costruzioni narrative hanno dei meccanismi di racconto e un racconto che poi deve stare in 1 ora e mezza per i festival di cinema, poi c'è anche la versione televisiva che poi viene accorciata con tanto dolore ma viene accorciata e quindi c'è un lavoro di scrittura, c'è una sorta di canovaccio che poi viene adattato di volta in volta in base a quello che succede. Ovviamente non è che eravamo lì ogni giorno, seguivamo ogni tot, cercavamo un po' di anticipare, un po' di cercare se dovete fare questa cosa qua, fatela quando ci siamo, no? Perché così... già, certo, perché avete documentato anche intanto stiamo vedendo proprio alcune immagini e sì, non credo che insomma, queste cose qua le mettevano in scena per voi, cioè... No, però per esempio se dovevano far uscire dalla porta insomma, la testa di Big John, volevamo esserci, per cui certo, sì. se no cerchiamo un attimo di concordare le tempistiche, insomma, per cui cose di questo tipo. Poi appunto per fortuna ci sono anche gli imprevisti e quello... Che senso per fortuna ci sono anche gli imprevisti? Dal punto di vista narrativo è quello perché che a noi sì. perché altrimenti, sai, se va tutto bene non è interessante. Insomma. Sì. Come avete proceduto poi dal punto di vista proprio della narrazione? Perché ci sono più scuole di pensiero, insomma, no? C'è una voce fuori campo oppure tutto viene affidato alle testimonianze che si susseguono. In questo caso credo che noi abbiamo gusti completamente diversi che dipendono anche dalla differenza d'età, però penso che il modo di procedere di Sampa sia da un punto di vista appunto testimonianze senza raccordo sia un capolavoro, insomma. Tu dai per scontato che la gente conosca Sampa? Io do per scontato che la gente conosca Sampa, vuoi dire tu? Che no, è una serie di gran successo andata in onda su Netflix che racconta appunto San Patrignano e le vicende. E lo fa senza alcuna mediazione narrativa. Allora, questo è stata fatta una scelta a posteriori, nel senso che gran parte del documentario in realtà è stile cinema verité, cioè non c'è un'intermediazione, quindi non ci sono interviste intervallate da azioni. Quello diciamo. a cui siamo più abituati, insomma. Ma in realtà è un tipo di documentario piuttosto difficile da fare, questo che abbiamo fatto, cioè si seguono le persone e i dialoghi avvengono tra le persone. È una cosa molto difficile e poi però per unire il tutto abbiamo la voce del protagonista fondamentalmente che è Flavio Bacchia, che racconta in qualche modo ciò che sta accadendo in parte, quali sono le sue aspirazioni, le sue paure e racconta un po', fa un po' da fil rouge per tutto il documentario, per quasi tutto perché poi come vediamo non è sempre presente. Quanto tempo ci avete messo per realizzarlo, montarlo e tutto? In tutto più o meno sì, 2 anni, più o meno 2 anni. Sempre non essendo tutti i giorni? No, i tempi sono lunghi. Tra l'altro appunto è anche interessante, le musiche per esempio sono state fatte da 2 compositori che hanno fatto la colonna sonora di vari film, tra cui, che adesso ovviamente non mi viene il nome, però insomma sono 2 componenti della band 99 Posse, che Sasha Ricci e Marco Messina. E insomma è anche quello stato molto interessante lavorare con 2 compositori che hanno interpretato, no, a posteriori e hanno ovviamente poi influito anche sul montaggio, certo, sì. E creando una musica anche utilizzando i rumori, perché è un'officina di fatto questa dove è avvenuto il restauro. Tra l'altro insomma è anche interessante,
si vede una Trieste inedita, nel senso che si vede ovviamente Piazza Unità, ma si vede la periferia, si vede una periferia che sembra Detroit, cioè la zona dove appunto ci sono i laboratori è una zona industriale, e quindi insomma si dà anche un'idea non stereotipata in generale, poi non solo dell'Italia ma anche di Trieste, e sì, insomma è anche questo interessante, insomma, vedere un lato sconosciuto ai più. L'esposizione in Piazza Unità, che cosa è stato? È stato un momento particolare? Da lì è partito tutto, da lì è finita la prima parte? È stato un momento ovviamente sia per il documentario sia poi in realtà appunto per loro un momento di svolta per certi versi, perché è stata praticamente la prova generale poi per Parigi. Montare, al di là di restare dalla roccia, restaurare, montare uno scheletro fossile di circa 9 metri non è banale, tra l'altro ricreando la posizione del toro di Wall Street, per cui anche una posizione dinamica. È stato proprio anche un lavoro di studio, anche di statica, eccetera, notevole, e quindi comunque è stata una svolta anche dal punto di vista lavorativo per loro, e poi anche ovviamente nella storia. Da lì in poi ovviamente cambieranno delle cose. Insomma. Quando è stata fatta? Io ho perso un po' il conto degli anni, nel senso l'esposizione del 2021, no? Allora, sì, anch'io in realtà ho perso un po' il conto perché ovviamente l'asta si è svolta, se non ricordo male, nell'ottobre del 2021 a Parigi. E quindi qui era l'estate dello stesso anno, sì, se non mi sbaglio. Sì, luglio dello stesso anno, e tra l'altro appunto fa specie vedere, per fortuna, le persone con la mascherina. Che ovviamente all'inizio, e però anche questo si vede un evolvere poi della cosa, perché ovviamente inizia all'inizio della pandemia, quindi all'inizio delle mascherine eccetera, tra l'altro loro comunque normalmente portano delle protezioni perché dice una qualità di polvere è ovviamente incredibile, e poi comunque si vede pian piano insomma, poi si va con la memoria al periodo, ci sono stati degli allentamenti, poi di nuovo una risalita, eccetera. Interrompo un attimo, questo desumo possa essere le immagini che si riferiscono a Parigi, no? Sì. Perché volevo proprio con te, come spettatore, anche come comunque persona impegnata con la divulgazione scientifica, eccetera, io sono un po' pedante in questo tipo di cose, tu lo sai benissimo. Io vedo mi domando, mettiamola così, se quando racconteremo storie che si svolgono nel 2020, nel 2021, nel raccontarle le fiction si ricorderanno delle mascherine o meno. Io non ho visto in questi anni anche fiction contemporanee dove si vedevano persone con la mascherina. Capisco benissimo che non era il caso forse di insistere e creare un clima plumbeo anche con le fiction, eccetera, però io che su queste cose sono piuttosto fastidioso, mi sto chiedendo se c'è un problema pratico, nel senso che la mascherina toglie l'espressivà. E quindi, per alcuni attori potrebbe essere anche un aiuto. Insomma, anche per il pubblico, però no, è un problema perché comunque, allora, anch'io sono molto pedante, per esempio, cioè io sono partito di storia, eccetera, per cui quando vedo delle battaglie nel Medioevo senza l'elmo, cioè non ha senso, voglio dire, in battaglia si andava con l'elmo per evitare di morire. Ovviamente dicono, no, ma con l'elmo non si vede la faccia, no, dell'interprete. Però è chiaro che sì, è effettivamente vedere metà faccia non si vede una mascherina, sì, questo potrebbe anche, però... per le fiction, sì, chiaramente poi se è una fiction che ha a che fare con una pandemia è chiaro che le mascherine ci vanno. Non lo so, starò attento e sarò piuttosto ancora più fastidioso del... A proposito, poi l'asta.
Io avevo inteso, adesso non vorrei andare male, perché addirittura Brad Pitt voleva acquistarlo, non so se poi era vero o se era una cosa messa là. Allora, no, non è una cosa messa là, nel senso che noi siamo stati a Parigi una decina di giorni e ovviamente prima, stiamo parlando di milioni di euro e comunque ci sono attori, tra cui Brad Pitt, Nicolas Cage e altri, che collezionano dinosauri, insomma, anche come forma di investimento. E noi non c'eravamo, uno dei responsabili dell'asta ha detto che è arrivato qualcuno, cioè, statunitense, con una sciarpa, insomma, che voleva evitare di farsi riconoscere. E quindi tutti quanti l'hanno sicuramente notato. E secondo questo qua si trattava di Brad Pitt. Nessuno l'ha fotografato, io non l'ho visto, per Quindi cui poteva, però non è improbabile, nel senso, nel senso che lui è stato in qualche modo presentato come Brad Pitt. Poi noi non eravamo lì, non si sa, insomma. Però no, ma alcuni di loro hanno effettivamente degli interessi molto particolari, soprattutto nel campo dell'arte, eccetera. Sei, tu sei più figlio della generazione di Jurassic Park, no? Nel senso che quando il film è uscito tu eri abbastanza cresciuto. 13 anni, sì. Insomma, quindi avevi secondo te parte del fascino che comunque i dinosauri esercitano su varie generazioni, perché è inutile negarlo. Io vedo bambini che vanno in mano, che girano con il dinosauro di gomma piuma in mano, tranquilli, eccetera. Io stesso, quando ero piccolo, uno dei libri che consultavo di più era un libro bianco della casa editrice AMZ, dedicato proprio ai dinosauri. Il film non ha fatto altro che, come dire, saldare un'attrazione che i dinosauri comunque hanno sempre esercitato, perché grandi, perché scomparsi, per tutte queste ragioni qua? Sì, nel senso, allora, sicuramente Jurassic Park, no, adesso non mi ricordo, forse nel 90... Il film è del 93. 93, allora 12 anni. Sì, Jurassic Park è stato sicuramente un punto di svolta nel... Tantissimi paleontologi sono diventati paleontologi guardando Jurassic Park. Chiaramente poi... Che resta un bel film. Resta un bel film anche rispetto agli effetti speciali. Chiaramente poi la scienza è andata avanti e il T-Rex rappresentato nel primo Jurassic Park non è credibile rispetto agli studi che sono stati fatti, perché non dimentichiamo che la paleontologia, come tutte le scienze, vanno avanti, insomma, si scoprono sempre nuove cose anche nella rappresentazione. La cosa che in realtà anche magari attraverso questo film documentario mi piacerebbe che fosse un po' scalzata è il luogo comune che i dinosauri uguale bambini. Ora è vero, cioè nel senso, tutti quanti da bambini siamo stati attratti da dinosauri, però non è una roba solo da bambini, un po' come dire i fumetti sono roba da bambini. No, sì, alcuni fumetti sono roba da bambini, però in realtà la paleontologia, anche tutto quello che ci sta intorno, perché appunto sì, è un documentario sui dinosauri, ma non è un documentario solo sui dinosauri, perché proprio c'è la storia umana, il sudore, le bestemmie, delle persone che devono lavorare a queste cose, e poi i soldi, cioè ci sono tanti fattori molto adulti, mi verrebbe da dire, rispetto a questa vicenda, ma in generale rispetto anche ai dinosauri, insomma. Il film adesso quale percorso avrà, insomma? Allora, questa è una domanda da fare alla produzione, non a me, però allora, adesso appunto verrà presentato in vari cinema, insomma, dovrebbe essere poi acquisito da una piattaforma di streaming online che non sono autorizzato al momento a dire. Però sarà nella versione corta, per cui insomma, se avete occasione di appunto vederlo al cinema è meglio, perché comunque diciamo è la versione secondo me più bella. Poi ovviamente c'è una mezz'ora in più che comunque... Quando arriva sulla piattaforma poi faccelo sapere in qualche modo, insomma, perché sì. Adesso lo rivedremo a Trieste, ci sarà possibilità di rivederlo, perché poi anche là magari questo è anche un discorso che dovrebbe essere fatto effettivamente più con la produzione o con la distribuzione, perché
di documentari adesso si parla molto più di quanto si facesse una ventina d'anni fa, eccetera, perché poi è anche vero che è difficile poi che abbiano tutti una distribuzione adeguata e possano essere visti dappertutto. Sì, ci sono sicuramente tanti canali in più per i documentari, ma ci sono anche tanti documentari in più. Questa appunto è una coproduzione è prodotto da Gherose principalmente, che è una produzione friulana, insomma, udinese. Tra l'altro appunto il co-regista Dorino Minigutti è anche appunto il produttore, però è una coproduzione italo-belga, nel senso che comunque c'è anche una parte belga che in qualche modo si sta occupando anche del mercato estero, per cui è complessa la storia, nel senso che c'è una parte, diciamo, una parte dei documentari vanno ai festival, poi in parte sono appunto presentati visibili nei cinema, come in questo caso, insomma il 17 a Pordenone e il 18 a Udine, e poi ci sarà anche una proiezione a Gemona, e poi ci sono le piattaforme di streaming e altri canali, insomma. Domanda forse più importante: il regista del documentario cosa fa? Cioè non è che dice mettetevi di qua, facciamone un'altra? Ma a volte sì, nel senso che cioè, allora non stiamo parlando di appunto non sono di un indicazioni, reportage di guerra, per cui cioè, se un'azione viene male o se in quel momento l'operatrice, in questo caso appunto, l'operatore non è pronto, si dice senti, rifai questa cosa qua. Non è finzione, non è che chiedi di fare qualcosa di finto, è qualcosa che comunque avrebbero fatto, ma magari la rifanno meglio, e magari. Per cui in parte sì, poi si dirige la troupe, era in questo caso una troupe leggera appunto di 1/2 operatori fonico e 2 registi autori. In qualche modo si segue la storia, si cerca di capire dove andare per ottenere quell'effetto lì, e si cerca anche di anticipare o prevedere dei momenti, insomma. Sì. Allora, ricordo le programmazioni domani a Cinema Zero e il 18 al Visionario di Udine per questo documentario Big John, poi dopo appunto c'è insomma, capiremo quando e dove sarà disponibile su piattaforme. Io chiudiamo, non arrabbiarti, so che però da cinefilo io quando sento parlare di dinosauri io vado al finale di un film che tu sicuramente non hai visto perché è in bianco e nero. Guardo anche film in bianco e nero. Sì, questo è del 1938, okay. Non credo che tu l'abbia visto. Guardalo, si chiama Susanna, è un film con Cary Grant e Katharine Hepburn. Tu sai chi sono, sì. Sì, non sono dinosauri, ma che c'è poco via. Sì. E vediamo giusto una scena finale molto, molto divertente, giusto per chiudere in maniera un po' più, in maniera leggera, una conversazione che comunque è stata, come immaginavo, molto, molto simpatica, insomma. Grazie Davide, buon lavoro, mi raccomando. Grazie a voi, grazie. Finiamo con questa piccola chicca. Susan, please! Look out, Susan! Something's going on! Oh, Susan! Hold on, Susan! Hold on! Don't let go! Don't let go! David, look what I've done! Oh! Oh, I'm so sorry. Oh! David, can you ever forgive me? Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.